Buonasera, bentrovati. È lunedì, allora arriva Corner come sempre per raccontare quello che è successo nel fine settimana alla Catania. La partita ieri di domenica, il derby con il Trapani. Di questo parleremo, della vittoria del Catania in serie utile ormai da 8 turni. Una squadra che sembra pian pianino avere ritrovato coscienza e soprattutto condizione e fisica e anche mentale. Buonasera intanto, per cominciare la nostra serata, le immagini hanno svelato il nostro ospite. Grazie a Maurizio Pellegrino, Grazie a voi per l'invito. per essere in studio con noi. Sapete che alla mia destra c'è Angelo Patanè. Troppo. No, assolutamente. Buonasera a tutti quanti. E poi chiaramente salutiamo anche Alessandro Vaiesindi, con il quale nel pomeriggio siamo intrattenuti con anteprima. Buonasera a tutti. Tu preferivi Giulia. Però... E Giulia è dall'altra parte dello studio, ci andiamo subito. Ciao Giulia. Sono sempre qui, buonasera a tutti. Io aspetto i vostri messaggi WhatsApp al numero 342 771 2855. Mi raccomando, messaggi brevi e vi leggo. Un po' afona Giulia, Sì, un non po'. fa la telecronaca, però per simpatia ormai. Per simpatia. Restando con noi su Diretta Stadio, alla fine anche lei paga dato. Permettetemi di salutare anche i cugini, c'è una novità in formazione questa sera. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera, sì, abbiamo fatto una sostituzione. Ci siamo imbelliti. Ci siamo imbelliti nettamente. Non è che ci voleva tanto, però. Esatto, nettamente. tornata. È tornato Adriano. Grazie, allora fra La poco... migliore formazione dei cugini. È la migliore. Assume la responsabilità. Va bene, d'accordo. Senza ombra Ci di... dobbiamo fermare subito perché? Perché abbiamo da rivedere nel montaggio di Francesco Gigante quello che è successo ieri al Provinciale, e quindi rivediamo la partita di ieri pomeriggio e ci saranno delle cose carine anche. Vediamo. Ragazzi, un lungo viaggio, ma tanto lavoro per oggi. Io ci credo. Tu? Io ci credo certamente, 4 ore di lavoro. Tu ci credi, Carlo? Bisogna sempre crederci. Queste immagini splendide che ci arrivano da un soleggiato stadio provinciale di Trapani. Giovanello la mette al centro dell'area di rigore, pallone che sorvola, poi la girata, la respinta. I due trequartisti di testa. Anastasio la botta, il gol incredibile! Che gol! Anche questo è uno schema, Angelo, provato in allenamento. Mamma mia! Là, che gol del Catania! Sì! Incredibile! Lunetta! Grande verticalizzazione di Tacchio. E poi Catania che avanza, palla al piede, incredibile Montalto, posizione ancora buona per Montalto, gli rubano il pallone dai piedi e poi ci prova con una giocata. Paoli la mette il gol. Troppo intelligente De Paoli. Siamo contenti anche per Pisenna. Ce la facciamo una piccola corsa verso i playoff, tutte e due, salgo con lei. Andiamo a fare i playoff. Andiamo, dai. Dai, ciao ragazzi, ci vediamo voi. È terribile il nostro Patanè, è terribile davvero. Allora, Angelo, ne posso approfittare? Sì, come? Quel signore si chiama Pino, lo abbiamo coniato Pino col Vespino perché non poteva essere diversamente, ma ne approfitto perché a nome di Telecolor devo ringraziare davvero tutti i tifosi del Trapani, tutta la gente di Trapani che ha un legame così forte con la nostra emittente, con la nostra trasmissione, oltre che
ovviamente un legame col Catania Calcio che è a dir poco commovente, cioè non ci aspettiamo che dall'altra parte della Sicilia abbiano il signor Pino, ti mando i saluti ovviamente. Salutiamo, grazie signor Pino, buonasera. Ha riconosciuto Alessandro, Marco Carli, Alberto, insomma entriamo nel cuore e nelle case delle persone e ieri i tifosi del Trapani ci hanno accolti davvero come se fossimo dei fratelli e io volevo davvero ringraziare innanzitutto loro perché danno il senso di un'appartenenza, il senso di una solidarietà anche a distanza così importante tra i due capoluoghi di provincia, ma rimane certamente un'esperienza da rifare e pensare non solo per il risultato, perché ti ricordo che dal 99 il Catania non vinceva a Trapani e quindi di amarezze ne abbiamo prese sono tante. state tante. Maurizio qualcosa la ricorda, però il viaggio a Trapani vale davvero l'esperienza calcistica e mi auguro che dall'anno prossimo in poi, chissà, magari tutti i tifosi possano andare a vedere la partita tra Trapani e Catania. Maurizio, tu quante ne ricordi di queste partite? No, ma questo è bello, insomma, quello che dici è giusto anche ricordarlo, poi alla fine insomma, la Sicilia si accumula un po' anche in questo senso, a parte le forme di campanilismo giuste, giuste che ci siano, però insomma, dà anche queste sensazioni per cui insomma, è bello, la Sicilia tra l'altro ha necessità e anche bisogno di rafforzare un po' questo modo di vedere le cose, perché credo che il potenziale, come abbiamo sempre detto e come sosteniamo, ma che a volte dimostriamo poco, è tanto, e ogni tanto rivalutare determinate cose insomma, fa bene. Speriamo che anche il Trapani in qualche maniera, così come tutte le squadre siciliane, possono vivere momenti di gloria, però tanti ricordi mi legano. Quanti. Il presidente del Trapani in questo momento, poi sentiremo alcune dichiarazioni, delle pillole di Antonini, perché ieri in qualche modo ha fatto una sorta di, come dire, inversione a U a 360 gradi, prima la conferma di Torrente, poi a fine partita non poteva assolutamente non fare quello che ha fatto, l'ha detto lui, dice è una divisione inevitabile. Le aspettative erano alte, obiettivamente aveva anche investito tanto, lo scorso anno ha vinto il campionato stradominando in Serie D, è chiaro che la C è un altro mondo, altri equilibri, un'altra dimensione, però lui all'inizio dell'anno aveva realmente investito molto. Quindi le aspettative erano alte, poi ha fatto un cambio di allenatore, è arrivato Capuano, ha rivoluzionato il mercato, anche lì investendo parecchio, e adesso si trova in una situazione di difficoltà, non solo per la mancanza dei risultati, ma proprio dal punto di vista progettuale. Fra un poco parleremo di Catania con Maurizio Pellegrino. Su questo aspetto, perché l'anno scorso a Catania in molti sostenevano che non bisognava smantellare la squadra che aveva vinto alla grande il campionato di Serie D, mantenere quell'ossatura e magari innestare quelle 4-5 pedine di categoria per mantenere un livello alto anche in Serie C. Secondo te era una cosa realistica? Nel senso, tu hai detto prima, sono due mondi completamente diversi, la D e la C. Questa cosa poteva funzionare a Catania oppure no? Io posso dire quello che penso, nel senso che conoscendo molto la Serie C, il divario è insomma, significativo. Chiaro, poi bisogna conoscere anche dinamiche e soprattutto che tipo di squadra hai, perché è vero che tu puoi vincere un campionato di Serie D e dare continuità se conosci a fondo le potenzialità di squadra che hai. Ma attenzione, il campionato di Serie D, a parte qualche giovane, era una squadra abbastanza esperta, quindi potevi aspirare al campionato di C, ma con una grande incognita. E non dimentichiamoci mai che è arrivata una società con un grande potenziale economico, in una città come Catania, con una risposta di tifosi, quasi 18.000 abbonati. È chiaro che tu dovevi pensare a qualcosa di diverso, gli investimenti in C dovevano essere fatti. Poi se sono stati fatti giusti o sbagliati, il campionato dello scorso anno insomma, ha dato gli esiti che tutti conosciamo, però era giusto secondo me investire molto e investire in maniera importante.
Allora, abbiamo 4 minuti prima della sosta e poi del collegamento, perché alle 21 faremo un collegamento, lo diciamo subito, con Stefano Sturaro, e quindi cercheremo di avere qualche notizia anche da dentro, no? Dentro casa a Catania. Ci potrà raccontare anche qualcosa Alla pancia delle... Eccoci, anche Alessandro Vagliasini fra poco ci darà qualche piccola primizia, considerato che oggi ha incontrato il presidente Pellicolo, l'ha fatto per Repubblica, domani il servizio lo vedremo sulle pagine di Repubblica, e quindi ci racconterai magari piccole cose, delle pillole di quello che ti ha raccontato. In 1 minuto e mezzo a testa, Padane, è difficile, lo so. No, partiamo da te, così lasciamo il tempo anche ad Alessandro poi di dire qualcosa, perché altrimenti non ce la facciamo. No, io ascolto sempre con grande fascino Maurizio Pellegrino, mi legano ricordi di partite, di racconti di calcio giocato, di racconti, 35 anni esatto, di racconti di calcio invece vissuto da dirigente del Catania. Lui mi legano i rapporti e dei ricordi di emergenze superate in maniera brillante da Maurizio, e questo è uno dei ricordi che lega proprio te ad una città che ovviamente ti ammira, ti apprezza, ti vuole bene, e il mio augurio, Maurizio, è quello che davvero qualcuno possa accorgersi di quanto lavoro e quanta onestà ci sia dietro il tuo lavoro. Ieri il presidente Antonini, che voglio salutare e ringraziare, Antonini è una star, lo dico nel senso migliore del termine, non gli manca nulla. Io, grazie a Dio, avrò 1000 difetti, ma non soffro di quello dell'invidia. È un bel figo, è straricco di soldi, ha una bella attività professionale e lavorativa, non gli manca nulla, ha investito tanto, e ieri Antonini parlava proprio del lavoro dei procuratori, dei dirigenti, dei direttori sportivi in un contesto di una squadra che a volte tracimano nel senso di non avere più quel senso di appartenenza che dovrebbero legare invece con i dirigenti. E questo è stato un messaggio forte e chiaro che Antonini ieri ha rilasciato prima, durante e dopo la partita. Arriviamo, perché le sentiamo le dichiarazioni in un attimo. So. Alessandro, 1 minuto e mezzo esatto anche per te, così magari chiudiamo questo primo segmento, poi coinvolgiamo anche Maurizio, non solo su quella che è stata la partita chiaramente di ieri. Ma allora, il Catania nel corso di questa stagione aveva avuto una fase in cui non dimostrava di essere solido da un punto di vista difensivo, e quindi anche delle discrete prestazioni venivano vanificate puntualmente da errori in fase difensiva che si traducevano in perdita di punti. Quest'ultima fase della stagione che stiamo vivendo invece ci dà un segnale in netta controtendenza, cioè Toscano ha lavorato in maniera efficace, perché lo dicono i risultati, sulla fase difensiva, c'è un portiere che dà finalmente stabilità, c'è stata un po' di turbolenza nel ruolo nel corso della stagione, avere un portiere sicuro che dà tranquillità al reparto è fondamentale. Sono tornati in condizione dei giocatori che si erano un po' persi, tipo Gherardi, è rientrato Di Gennaro, Del Fabbro ieri che ha sostituito Di Gennaro ha fatto bene, Allegretto è sicuramente un bel prospetto. C'è una compattezza che oggi ti garantisce l'ottimizzazione delle occasioni da rete. Cioè il Catania oggi è in grado di reggere la pressione avversaria, e quando si presenta la situazione favorevole va in gol e conserva i risultati. Anche senza attaccanti. Assolutamente sì, perché oggi lavora di squadra. Oggi è una squadra che lavora di squadra. Volevo sentirei subito dopo Maurizio su questo lavoro di squadra, però dopo, fra pochi momenti ci fermiamo, e poi vorrei sentire anche Giulia, perché i messaggi sono già tantissimi stasera. A fra pochissimo, restate con noi. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Nel frattempo la chiacchierata è andata avanti tra Maurizio Pellegrino, Patanè. Sarebbe bello riprendere e poi rimandare per un altro corner. Perché... Permettetemi di salutare però Stefano Sturaro. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti. Grazie Stefano. Ciao Stefano. Grazie per essere con noi questa sera a Corner. La domanda che ti faccio, finalmente tu e la squadra vi siete ritrovati? È il momento giusto per ricompattarsi e diventare gruppo vero? Non che prima non era questo gruppo vero, ma
perché ci sono stati troppi problemi, infortuni, Angelo, squalifiche. puoi dirlo. Non era questo gruppo vero. Allora è questo il momento? È il momento giusto? Sì, sono in parte d'accordo, nel senso noi non ci siamo mai persi. Abbiamo avuto sicuramente delle difficoltà che ci hanno fatto crescere molto a tutti, anche allo staff tecnico, alla società. E in questo momento sicuramente dove piano piano stiamo recuperando tutti, dove abbiamo trovato una quadra, bisogna spingere. Stefano, buonasera, sono Alessandro Vagliasindi. Volevo che fosse ben impresso un momento della partita di ieri, al gol di Lunetta, sei tu il primo che esce dalla panchina per correre verso il compagno di squadra. Insomma, è un segnale forte, no? di una coesione che non è solo parole o belli auspici, ma anche situazioni, fatti ben precisi. Certo, assolutamente. Come ho detto, è un gruppo che ha avuto tanti problemi, è una stagione che ha avuto tanti problemi e probabilmente ci ha avvicinato ancora di più, perché comunque nelle difficoltà si cresce. Ora finalmente sembra un periodo un po' più sereno e stanno venendo fuori comunque i nostri valori umani e anche tecnici. Stefano, sono Angelo Patanè, sei stato chiamato perché sei un gran professionista, per il tuo pedigree e per la tua esperienza, ma si ci è messo di mezzo l'infermeria che ha condizionato non soltanto te ma tanti dei tuoi compagni, ma la condizione si è definitivamente risolta sul fronte degli infortuni, soprattutto partendo da te? Allora, io sto bene, ormai da 3 settimane mi alleno. Credo che il fatto comunque di andare abbastanza cauti sia dovuto al finale di stagione che andiamo comunque ad affrontare, e quindi dobbiamo cercare di stare tutti bene. E anche la squadra piano piano sta recuperando pedine. I nostri problemi purtroppo a volte sono per errori nostri, dei giocatori, a volte per errori di valutazione e a volte sono casuali. Trovare un colpevole o trovare una causa è molto più difficile di quello che si pensa, perché se si trovasse il problema si sarebbe già risolto da parecchi mesi. La differenza tra questo gruppo e quello dell'anno scorso in che cosa consiste in maniera più evidente, Stefano? Sicuramente nella professionalità, sicuramente nell'amore per il proprio lavoro e per cercare di far bene in una piazza importante. E invece ti chiedo di Roberto Inglese, perché è chiaro che la sua assenza si sente, insomma un giocatore sostanzialmente non sostituibile in questo organico. Oggi si è allenato con voi, come lo hai visto e secondo te a che punto è nel percorso di rientro pieno di condizione? Sì, Roberto si è allenato con noi, sta bene, avrà sicuramente bisogno di un periodo di adattamento e credo che ormai a questo punto l'approccio sia cauto anche con lui, fin quando lui non è sicuro di aver smaltito e di aver recuperato una forma che gli permetta comunque di non fermarsi più, anche lui sarà sicuramente dei nostri. Non so se sarà domenica o quella dopo, però sicuramente è dei nostri. Stefano, entriamo in un momento decisivo del campionato. Guardarsi alle spalle serve a poco, ma vorrei che mi raccontassi così la tua impressione su cosa vi è accaduto probabilmente nella parte centrale di questo torneo, di questo campionato, e soprattutto come state vivendo questo avvicinamento alla zona playoff nelle posizioni più alte, e tu che conosci bene tutte le squadre, le hai viste giocare tutte quante e magari hai avuto il tempo di esplorare anche gli altri tornei, se ritieni il Catania una squadra che può ambire alla rincorsa fino alla fine verso il salto di categoria.
Allora, i nostri problemi purtroppo partono da, diciamo, settembre, quando nel giro di 2 o 3 partite abbiamo perso più uomini che giocatori importanti, e da quel momento in poi il mister ha dovuto cercare di adattarsi. Tanti ragazzi hanno, come si dice, tirato la carretta, e quindi è iniziato un po' questo nostro periodo di ne entra uno, ne esce un altro. L'idea probabilmente iniziale si è dovuta modificare perché non c'era la possibilità di portarla avanti. Poi probabilmente abbiamo sbagliato noi a non capirlo subito, che stavamo attraversando comunque momenti di difficoltà, che dovevamo cambiare qualcosa. E poi nel momento in cui abbiamo capito, ci siamo riuniti, riavvicinati, abbiamo capito che forse era arrivato il momento, diciamo, di limitare i danni, cercare di stabilizzarsi e poi piano piano aggiungere mattoncini. Sì, Stefano, Anche per... sì, prego, continua, chiudi. Sì, volevo finire anche per, diciamo, il finale di stagione. L'obiettivo è quello di costruire giorno per giorno. Finalmente comunque gli allenamenti sono diventati a un livello alto, c'è competizione, c'è voglia di far bene, c'è voglia di far crescere il gruppo, e quindi ormai senza più fare calcoli noi dobbiamo viverci questo finale di stagione cercandoci di migliorarci ogni giorno. Sì, volevo... Per arrivare ai playoff, dove chiunque ci incontri dica cavolo, potevamo essere più fortunati a incontrare qualcun altro. Questa è una bella osservazione. Stefano, ieri parlando con Napoli, che ha sostituito Toscano in panchina perché è squalificato, si faceva una riflessione sul fatto che probabilmente la squadra ha preso anche coscienza del fatto che si gioca in un campionato di Serie C e che le partite vanno giocate per portarle a casa. O è una partita sporca, o si gioca dominando l'avversario, oppure si vince anche con un po' di fortuna, ma questo è il campionato di Serie C, cioè un campionato in cui bisogna in qualche modo domenica dopo domenica fare il risultato per poi fare i conti alla fine. Non è un campionato dove vale soltanto la tecnica, diciamo così. Sì, non sono pienamente d'accordo perché comunque in questa squadra praticamente tutti hanno sempre fatto questa categoria, tanti hanno fatto questo girone, tanti comunque l'hanno vinto questo campionato, quindi non sono d'accordo. La realtà secondo me è che abbiamo passato 3-4 mesi dove ogni settimana dovevamo adattarci, dovevamo andare in campo in base a quello che c'era di disponibile. Se vi ricordate, all'inizio noi avevamo un'identità. Perché? Perché abbiamo fatto comunque il ritiro, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a fare bene l'inizio di stagione. Poi abbiamo avuto questo periodo e adesso finalmente stiamo di nuovo ritrovando una nuova identità. Stefano, la sensazione è che ora in qualche modo stiate traendo beneficio da una condizione atletica in netto progresso, come se ci sia stato un lavoro molto forte, molto pesante in una certa fase della stagione che adesso sta dando determinati frutti, indipendentemente dalla circostanza che tanti giocatori chiaramente, essendo stati infortunati, non potevano essere al meglio, però come condizione generale da un punto di vista atletico mi sembra che ci sia un progresso evidente. Stiamo crescendo sicuramente, abbiamo, come dicevo, quando c'è stato questo periodo di riadattamento, è successo anche, diciamo, proprio nella gestione settimanale degli allenamenti e dei carichi, e probabilmente abbiamo trovato la chiave giusta anche sull'aspetto fisico. Sì, Padanè. Stefano, l'ultima domanda. Domenica a Catania arriva l'Avellino, è la prima della classe, dovevate esserci voi, volevate esserci voi, ma è una partita come le altre o forse per voi può rappresentare una iniezione importante di autostima ulteriore?
È così, noi ogni partita, soprattutto le ultime, ci sta dando tanta autostima. Ci sta anche facendo un po' mangiare le mani perché onestamente forse con un po' più di fortuna o con un po' più diciamo di non so, di Cattiveria. buona sorte, sì, anche cattiveria. Potevamo essere in altre posizioni, però purtroppo il calcio delle volte non è una legge scritta. Quindi ora abbiamo dalla nostra parte che possiamo affrontare questa partita senza grandi pressioni, consapevoli però che una partita positiva ci può dare una grossa iniezione di fiducia. Grazie allora a Stefano Sturaro, rispettiamo quelli che erano gli impegni, 15 minuti di collegamento, mi pare che siamo andati perfetti da questo punto di vista, in bocca al lupo. No, se vuole può restare altre 2 ore con noi, no, non possiamo, vabbè. Non dobbiamo esagerare, non dobbiamo neanche approfittare. Speriamo di rivederti presto allora in campo a questo punto. Grazie mille. Grazie a Stefano Sturaro. Prima di fermarci vorrei andare da Giulia perché non abbiamo letto neanche un messaggio, non abbiamo sentito nessuna opinione dei nostri amici a casa, allora andiamo da Giulia. Sono inquietati, questo messaggio è per il nostro ospite, lo scrive Alex da Catania. Mi fa piacere rivedere mister Pellegrino, grande uomo di calcio, ma restiamo calmi, testa bassa e pedalare, arriviamo ai playoff pronti fisicamente e psicologicamente, siamo in costante crescita. E ancora Salvo di Catania, buonasera, un saluto ai tifosi del Trapani, persone evolute di guardo sportivo e sanno appunto come comportarsi da tifosi. Grazie a tutta Trapani, Salvo da Catania. Saluta il direttore Pellegrino che con pochi spiccioli ha costruito una rosa che è rimasta nei nostri cuori, da Giulio 77. Verissimo, ricordo quell'annata e soprattutto come è riuscito con poco a portare a Catania giocatori di carattere, che poi era un po' il ragionamento che abbiamo fatto a 360 gradi. La ricordo ancora quella squadra. Però posso? Sì, certo, no. Però mi piace ricordare che quello è stato, secondo me, un momento veramente importante perché c'è stata una spinta, un intento assolutamente che ci accomunava tra tifosi, tra difficoltà, tra tutto quello che ci stava intorno, che era drammaticamente lottare contro ogni difficoltà. E quello è stato veramente un momento di crescita importante per tutti. Io non ho mai visto o perlomeno avevo sempre quotidianamente la sensazione di tutti i tifosi in quel contesto, ripeto, drammatico, della loro vicinanza, della loro spinta. E quando parlo di potenzialità, quando parlo di grandezza, quando parlo di una città importante come Catania, dobbiamo sempre ricordarlo questo, perché da fuori, e quando siamo fuori ci rendiamo conto, perché oggi parliamo e diciamo, oggi c'erano solamente 15.000 spettatori, ma stiamo parlando di un campionato di Serie C. E dire 15.000 spettatori, dovremmo dirlo 100 volte che a Catania c'erano 15.000 spettatori. Ecco, in quel momento la gente si è stretta a noi, non interessava più se noi potessimo perdere, vincere, pareggiare, noi dovevamo scendere in campo, indossare quella maglia lì e dare tutto. E la gente era con noi e questo secondo me è stato un vero momento di crescita collettiva. Quindi di questo ne vado assolutamente onorato. Ma ci fermiamo. Sì. Torniamo dopo, perché dobbiamo, altrimenti andiamo troppo in ritardo, andiamo troppo lunghi. Ci fermiamo, fra pochissimo di nuovo insieme. E allora andiamo dai cugini che ancora non abbiamo sentito. Un paio di titoli dai giornali. Cominciamo subitissimo col canchiere dello sport. Adriana, che titola? Il Catania si gode il sole dell'ultima spiaggia del Trapani. Eh sì, Anastasio, Lunetta, Frisenna e compagni approfittano di una squadra ormai a mare, purtroppo per loro, per centrare i 3 punti segnando 3 gol con 3 marcatori diversi e portando le vittorie consecutive in trasferta a quota 3.
Napoli analizza la gara con i Campani e col Trapani. È uguale. La squadra sta crescendo, soprattutto a livello mentale e numerico, visto che adesso possiamo permetterci addirittura 5 cambi. Ottimo. C'è maggiore consapevolezza e attenzione, sia in fase difensiva che sul piano fisico, con un'attenzione maniacale nell'evitare infortuni, anche durante i riscaldamenti. I risultati si vedono. I risultati si vedono, sì. Il Catania femminile giocherà sul campo dell'Imesi Atletico Catania. Eh sì, non avendo campo dove fare allenare le ragazze, la città doveva scegliere tra un campo di terra battuto e un campo sintetico ribattuto. Ha scelto la seconda. Continuiamo con Kragl, che colpo basso. Il centrocampista trapanese è stato colpito a parti basse, nelle parti basse, con una pallonata. A fine partita il tedesco, accavallando le gambe, ha dichiarato: Per fortuna tutto bene! Adesso vado a fare un po' di shopping e ad iscrivere una padel. Cosa? Niente. Ma cosa sarà successo? Cose che possono ammattere. Auguriamo a Kragl di riprendersi quanto prima. È stato un suo compagno di squadra, peraltro. Tra l'altro è stato un suo compagno di squadra. Doppia esatto. beffa. Doppia beffa. Passiamo brevemente al resto del librino, invece, Adriana, che titola? Un Catania su Black & Decker, sputtusa per 3 volte il Trapani. Gli etnei, ormai implacabili, in formato trasfetta, trapano gli avversari e appendono un'altra vittoria che li porta al quinto posto. Sì. È l'emozione di questa vittoria. Sì, esatto. E in edicola col resto del librino. Il regalo l'opuscolo, Rabbona, Ruleta, Sombrero e tanti altri modi di appizzare l'azione. Un libricino a cura di Giulio Friselli. Grande, che poi si è rifatto. Vado a comprare. Chiudiamo con la chiosa del direttore Pittera. Come può tagliare un filotto del genere? Grande filotto. Finiamo qui con 2 giornali e poi gli altri 3 li facciamo a seguire subito dopo. Va bene, Vuol dire che il direttore Pittera non ha seguito con costanza corner, perché noi di questo filotto, non per volerci appendere medaglie, l'abbiamo coltivato. Abbiamo detto in tempi non sospetti che ci poteva essere da lì a breve un'altra marcia, come poi effettivamente queste ultime gare hanno dimostrato. E non siamo Mago Telma, direbbe. Assolutamente no. Possiamo vedere anche in grafica un'esplicitazione di quello che abbiamo appena detto, col primo contributo grafico che abbiamo preparato insieme alla regia, e testimonia quali sono le serie utili più lunghe in questo momento in corso nel campionato di Serie C, 3 gironi. Lentella 27 ce n'è una praticamente che è impressionante. Lentella che stasera sta giocando con la Torres, comunque prima di questa partita ha 27 gare utili consecutive. Anche il Picerno. Poi c'è il Picerno, 14 gare utili nel 2025 imbattuto. Poi c'è il Catania con 8 gare utili, il Vicenza anche essa con 8 e poi l'Avellino, prossimo avversario del Catania, con 7 risultati utili, che poi sono anche 7 vittorie consecutive. Maurizio, Virtus Entella sembra, come dice Alessandro, che ha raccontato, lui che ha praticamente la Treccani del calcio tutta quanta in testa, la storia della Virtus Entella. Sembra una squadra straordinaria, ma è un'altra latitudine del calcio. Come realizzi un risultato del genere? No, è calcio dappertutto, addirittura Lentella ha recuperato anche sulla Ternana, che sembrava ormai avviato all'inizio era Ternana del campionato. Soprattutto il Pescara andava fortissimo, ma è una squadra organizzata, una squadra di categoria, una squadra incastrata bene, quindi ben quadrata, ben allenata. Lentella è sicuramente la favorita in questo momento per vincere il campionato, ma il calcio è uguale dappertutto. Certo, ci sono piazze poi che non sono sicuramente uguali alle altre in un campionato di Serie C. Sentiamo di nuovo Giulia con qualche altro messaggio. Virgilio scrive: ho avuto modo di apprezzare che Dini, nonostante la statura non eccezionale, almeno per gli standard di oggi, è particolarmente efficace nelle uscite alte e disinnesca molte situazioni potenzialmente pericolose, infondendo sicurezza ai centrali difensivi. Domenica volevo dire a Sturaro, che sicuramente ancora ci sta seguendo, che si deve vincere perché è l'ultima partita davanti al pubblico catanese, scrive Giovanni. Della stagione regolare, certo. Certamente. Perché poi c'erano i play-off. Oggi, fra le altre cose, è stata diffusa una nota. Ma scusami tanto. C'è una nota che annuncia le date dei play-off. La finale è il 7 giugno, la finale di ritorno, ovviamente. Ecco. 7 giugno. Ma si comincia subito, non c'è sosta quest'anno. Assolutamente. Si comincia subito la prima settimana di maggio. Andiamo, Giulia. Sì.
Buonasera a tutti, non riesco a capire come lo scorso anno Montalto è andato in doppia cifra e a Catania non riesce a segnare nemmeno a porta vuota, si chiede Andrea 92. Sono dei momenti che insomma un po' i giocatori, soprattutto gli attaccanti, sono delle annate che sono terribili, Maurizio. Sì, sì. Per un attaccante poi in particolare quando non si va in gol diventa una tragedia. Sì, soprattutto per lui che non è riuscito nella prima parte non solo a fare gol, ma a entrare proprio anche, ha sofferto un po' entrare nei meccanismi della squadra, quindi a maggior ragione. Dov'è che c'è o che si fa la differenza? Sulla percentuale di occasioni. Sono attaccanti che non toccano un pallone ma che hanno un'occasione e la buttano dentro. Ecco, lui questo probabilmente non è stato fortunato. La porta è rimasta sempre di 8 yard, che era la misura antica con la quale sono state costruite le porte, sempre 7 metri e 32 per 2,44. Per lui sembra la porta davvero piccolissima. Purtroppo... E ci dispiace, ma dobbiamo darne atto. Evidentemente non solo è un'annata, ma è un momento di assoluta criticità per questo giocatore. L'ultimo messaggio, Giulia. Piero C, un mio pensiero, appena avremo la rosa al completo e continuiamo con questa mentalità, non ce n'è Pinnuddu. Mi fermo qua? Sì, fra poco torniamo da te per altro invece. Allora, Alessandro, dobbiamo fare un po' di Moviola? Facciamo un po' di Moviola, 2 episodi da Moviola, appena 2. Ok, partiamo dalla conclusione, l'unica conclusione nello specchio della porta del Trapani. Eccolo qua, c'è l'azione di Piovanello, questa respinta della retroguardia del Catania, poi Marco Toscano arriva con questa conclusione al volo di destro, di controbalzo, e Dini insomma è piazzato bene, poi Anastasio mi sembra che sia l'ultimo uomo a toccare il pallone. Conclusione non di facilissima lettura perché era potente e ha rimbalzato anche poco prima di arrivare dalle parti di... Soprattutto perché il pallone passa tra almeno 4-5 giocatori. Sembrava una di quelle parate un po' per le telecamere, non è così. Dini si conferma una certezza anche in questa crescita generale di tutto il reparto difensivo. Ricordiamo che c'è stato anche l'inserimento di Dini, perché è uno che è arrivato a gennaio e ha dato l'ordine a tutto quanto il reparto, e la parata di ieri, che non è di quelle straordinarie ma rimane di un coefficiente di difficoltà elevato, e soprattutto la certezza, la sicurezza che lui infonda a tutta quanta la squadra, la viviamo durante le partite e la vediamo. Vediamo l'altro episodio, il secondo, e poi ci fermiamo. È una doppia ammonizione che l'arbitro, il signor De Angeli di Milano, va a comminare a Toscano e a Quaini. Vedete, i due insomma non se le mandano a dire, e questo è un episodio che fatalmente condiziona la partita di Quaini. Incide negativamente. Perché da quel momento in poi ha giocato con il peso del cartellino addosso, temendo l'espulsione. Tra l'altro poco dopo c'è un intervento di spalla di Quaini su cui l'arbitro non interviene, lascia giocare, quindi non lo reputa falloso. Però nonostante questo, appena il pallone è uscito dal campo, l'arbitro è andato da Quaini a raccomandargli: guarda, insomma, calmati. E poi Toscano l'ha tolto alla fine del primo tempo perché rischiava realmente di restare indietro. Allora, ci dobbiamo adesso fermare perché è un momento, diciamo, particolare alla nostra trasmissione. Ci concediamo una pausa. Ci concediamo un fantastico caffè, ci vediamo tra poco. Riprendiamo l'analisi della Moviola, Alessandro. Andiamo a vedere il gol di Anastasio, che parte da un calcio d'angolo. Ecco, anche questo è uno schema, abbiamo visti già alcuni nelle ultime settimane a Messina, col Crotone in casa. Qui insomma la palla scorre fino ad Anastasio, che era appostato sulla mattonella giusta, e poi lascia partire questa conclusione che, oltre ad essere potente, è liftata, perché l'abbiamo vista dal vivo. Ha fatto una traiettoria molto particolare, Angelo. Molto bello il gol. Molti hanno detto, beh, il portiere dov'era? No, non è questione di portiere dov'era, è che proprio la traiettoria. È un gol che ha un coefficiente di difficoltà particolarmente elevato, perché la traiettoria prende un giro
che inganna, sembra un tiro dritto per dritto come quelli di Kragel, che invece quando batte col sinistro, ragazzi, quella è una botta pazzesca, ma lui invece lo gira ed è uno di quei gol alla Del Piero, non so, mi ricorda con le debite proporzioni dei gol fatti bene. Volevo sentire Maurizio proprio su questo gol. Un gran tiro, sicuramente è uno schema per liberare Anastasia al tiro, ma la cosa interessante, se vedete, sono a destra. I due movimenti che fanno, adesso non so chi fossero i giocatori, guardate l'incrocio lì, è proprio per non dare riferimento agli avversari, e secondo me se Anastasio non avesse avuto il tempo e lo spazio per calciare, probabilmente sarebbe stato liberato un altro giocatore che aveva fatto in quel momento quella sovrapposizione, quindi più alternative senza dare riferimento agli avversari. Da lì scaturisce la libertà del tiro di Anastasio, che fa un gran tiro, lì c'è poco di schema, fa un gran tiro e fa gol. Vediamo il prossimo episodio che cade nel primo minuto di recupero del primo tempo, è l'episodio numero 4, perché c'è questo contatto in aria tra Del Fabbro e Zappella. L'arbitro insomma, è sulla traiettoria, giudica insomma, non falloso questo intervento, insomma, mi pare che rientri nei limiti di quello che accade in area di rigore, Maurizio. Assolutamente non c'è niente. Un contatto normale, mette anche la mano, ma lo accentua molto il giocatore. Lo fa senza spinta, per cui è una mano assolutamente ininfluente. Possiamo passare al gol di Lunetta, che è l'episodio numero 5, per apprezzare soprattutto la giocata di Tacchio intanto, perché alza la testa, con un semplice tocco taglia 3 difensori del Trapani e mette Lunetta davanti a Uicai, che poi è insomma, molto freddo nel trovare il momento giusto, perché guardate, fa rimbalzare ancora un attimo e poi batte il portiere. Dobbiamo valutare la posizione di Lunetta al momento del passaggio di Tacchio, vedere in questa immagine, guarda, che è assolutamente regolare. Sì, questo è il momento in cui parte il passaggio. Non c'è il minimo dubbio. Quindi abbiamo risolto anche questo dubbio. Vediamo invece il doppio errore di Montalto. Sì. I due Sul gol, 2-0 c'è questa azione, si sviluppa sulla destra con ora l'apertura. No, questo è sempre il gol di Lunetta. Andiamo all'episodio successivo. Adesso ci arriviamo nel prossimo episodio. Eccolo qui. Eccolo qua, c'è Jimenez che da destra vede il varco giusto per l'assist a Montalto, che però non si sa come la butta fuori. Sempre 7 metri e 32, no? Sempre le 8 yard inglesi, ma evidentemente... Qui Maurizio è la posizione del corpo che decide per l'errore. La posizione del corpo sicuramente, lui non si fa trovare pronto, quantomeno non si aspetta quel tipo di palla, per cui la vede all'ultimo momento e tutto scordinato la va al colpire. Dispiace perché Montalto, che tra l'altro ho avuto io giovanissimo quando allenavo il Lecco, è un giocatore che potrebbe fare molto di più, e sono convinto che da qui in avanti, così come tanti di questi giocatori del Catania, possono fare tanto di più. Intanto però là ci parcheggiavi due SUV nei 7 metri e mezzo di quella porta. Sì, però non si può commentare un errore così, nel senso che è stato un errore assolutamente tecnico, un gesto tecnico sbagliato, però insomma, può succedere. Vediamo il prossimo. Andiamo a vedere il prossimo errore di Montalto. Azione che si sviluppa attraverso questo passaggio di De Rose, Ierardi che recupera poi sul contrasto con i difensori del Trapani. Montalto non trova lo spunto per tirare e poi Frisenna tenta una rabona che gli dice male con il pallone che va sul fondo. Anche in questo caso forse pensa troppo Montalto, anziché tirare dritto per dritto, ha questa esitazione che diventa fatale, Maurizio. Sì, poteva sicuramente controllarla meglio, perché poi è il primo controllo che poteva fare la differenza nel momento in cui doveva andare a concludere.
Però insomma dai, prima non aveva neanche queste occasioni, adesso ce le ha, per cui merito anche suo di potersi smarcare, di farsi trovare davanti alla porta. Sono convinto che magari segna la con prossima volta, esatto, sono convinto che la prossima volta Adriano farà gol. Allora, l'ultimo episodio di Moviola è il terzo gol del Catania. Va sottolineata certamente la giocata di De Paoli, sì. Assolutamente, che conferma da subentrante di essere più performante rispetto a quando ha giocato da titolare. Qui fa veramente un gran lavoro, perché aspetta, guarda la posizione di Frisenna e gli dà il pallone proprio al tempo giusto per tagliare fuori il portiere e il difensore che in teoria va a coprire su Frisenna. E questo gol è quello che ha fatto esultare, Angelo, te lo voglio riferire, un nostro telespettatore, un nostro amico di Corner di Diretta Stadio, che si chiama Luca Di Glorio. Lo salutiamo. Un collega che ha avuto a un certo punto un problema molto grave, ci guarda e ci segue e ci scrive grazie ad un lettore ottico, tetraplegico, però ha una passione che è quella del Catania e quella di Diretta Stadio e di Corner, e mi chiedeva ieri, dopo questo l'ultimo gol del Catania, di riferire l'emozione che soltanto col suo lettore ottico è riuscito a trasferirci, e a ringraziare tutti quanti noi per quello che abbiamo fatto. E visto che un po' mi commuove la cosa, però il lavoro di ieri è stato davvero, abbiamo parlato di squadra, Maurizio, chissà tu quante telecronache ti sei dovuto sopportare con me al fianco, è stato davvero un autentico lavoro di squadra, è una squadra che è quella di Telecolor, che vi ha accompagnati in una domenica dove noi dobbiamo ringraziare chi ci ha seguito, chi ci ha ascoltato, ma dobbiamo davvero ringraziare uno staff tecnico dietro le quinte importantissimo. Quello sono io con Carlo Breve, ma c'è uno staff tecnico dietro, e quello, come vedete, è il ventriloquo fuori campo, è Alessandro Vagliasindi. Siamo partiti in tanti giornalisti dietro le quinte di questa puntata, di questa trasmissione. C'è Angelo Gagliano, c'è Alberto Cicalini, ma ci sono tanti tecnici che lavorano alle nostre spalle. Angelo, dobbiamo ricordarli, Angelo Pandolfo, che ha fatto davvero l'Ercole dalle mille fatiche per realizzare quella intervista con Pasquale Marino. Questo così dettaglio per raccontare, per farvi vivere. Che è invecchiato. Esatto, che è invecchiato. Molto più di me. Molto più di te, tu li porti sicuramente molto meglio. Angelo ha dovuto fare 4 volte campo, tribuna stampa campo, per un'intervista che è durata 1 minuto, ma era davvero il piacere di una squadra anche di tecnici, ieri 20 tecnici per una diretta con 8 telecamere che si è mossa, e tutto questo non dimentichiamo anche i tecnici che lavorano in regia, che fanno tantissimo, che anche in questo momento, mentre noi parliamo, sono tutti. Dico soltanto Ottavio, perché è quello che nel 1900... Fabrizio Rizzo in questo momento dall'altra parte, c'è Angelo Pandolfo, ci sono anche altre persone, c'è la programmazione con Carlo Grazzo. Però Ottavio dal 1998 che fa Diretta Stadio, 88, e quindi mi sembra assolutamente doveroso ringraziare tutto lo staff tecnico. E dobbiamo dire che anche Marco Carli, che ieri ci ha portato delle chicche davvero con Antonini. Facciamo una cosa, fra poco facciamo la sosta. Così mi tagli. No, devo per forza. È Marco Carli che ha fatto l'intervista della settimana, perché intervistare Antonini, che era un fiume in piena, è stato davvero una delle cose più belle che abbiamo fatto. Allora lo facciamo subito, guarda Angelo. Facciamo la pubblicità e dopo sentiamo Antonini, prima e dopo. Così facciamo una cosa, prima pubblicità e poi dopo. Esattamente. Facciamo così, lo sentiamo prima. A dopo. Allora, siamo rimasti che dovevamo sentire Antonini prima, durante e dopo. No, prima e dopo, senza durante. Vediamo questa clip. No, ormai la scelta è definitiva. C'è stato un confronto molto, molto duro tra noi due, ma molto da uomini.
abbiamo parlato di tutto, gli ho fatto presente che da quando lui era arrivato la squadra aveva perso quasi il 70% delle partite giocate e io mi sarei aspettato, visto che nella vita i contratti valgono per tutte e due le parti, chi paga e chi riceve, che un minimo di spirito di assunzione di responsabilità ci fosse stata. Beh, decisione ormai inevitabile, visto come soprattutto la partita è stata persa in maniera assolutamente meritata e praticamente senza giocare il secondo tempo, e credo che la squadra lo abbia di fatto esonerato da sola, quindi purtroppo è una decisione che dobbiamo prendere. Lui tanto non si dimetterà mai, l'ha detto, perché è convinto di star facendo un ottimo lavoro portandoci quasi in Serie D, e quindi purtroppo è una decisione che a questo punto deve prendere la società. Però comunque devo dire che Antonini è coerente con il suo pensiero, nel senso che a un certo punto, quando deve prendere una decisione col suo modo di essere, la prende. Però Anche perché se non l'ha presa anche se 10 minuti prima. Ma perché probabilmente, sai, cambiare allenatore la settimana prima del derby per una squadra, intanto devi trovare l'allenatore che accetta di venire. Beh, ne aveva 4, però la partita magari il nuovo allenatore arriva e perde il derby, avrebbe bruciato un altro allenatore, così la penso. Però io. alleggerisci le pressioni, secondo me, nel Sì, senso ieri... che tu arrivi all'ultima spiaggia, cioè è ovvio che il Trapani non è arrivato alla partita con la testa libera, perché sapeva che comunque era una situazione. Ieri hanno pesato le scelte di Torrente anche, perché Torrente a un certo punto. Sono scelte dettate alla paura. E torniamo al discorso di prima, se tu settimana scorsa chiudi il rapporto con Torrente, perché lo hai fatto ieri, lo potevi fare la settimana scorsa. L'aveva già fatto sui social. Lo doveva fare. L'aveva mandato a casa, poi aspettava le dimissioni. Perché Torrente ha cambiato modulo. Ha cambiato giocatori. Ha trasmesso paura alla squadra. Ha cambiato anche giocatori, tanti giocatori, tanti senatori. Doveva essere la partita della vita per il Trapani, perché erano le ultime speranze per restare virtualmente agganciati a una speranza di playoff. Qui l'unico che può parlare è Maurizio, nel senso che di queste. Guarda, io ho parlato. Non nel caso specifico, ma momenti come questi. Nella tua vita ne hai vissuti? No, faccio solamente una piccola parentesi così. Ho parlato con Antonini, anzi spero, mi piacerebbe tanto poter lavorare con uno come Antonini. Detto questo, secondo me c'è stata una spinta da parte del contesto squadra, magari dei giocatori un po' più esperti, di dare tempo all'allenatore fino alla partita di Catania, perché avevano consapevolezza di poter fare bene contro il Catania, ma di base questa sostanza non è mai esistita, non c'era. E questa è una percezione che ovviamente non deve avere neanche un presidente, ma dovrebbe avere chi sta vicino alla squadra, quindi un direttore sportivo o chi è più vicino per leggere questo tipo di equilibri. Allora sì, che avrebbe potuto eventualmente esonerare prima l'allenatore. Però, Maurizio, il tuo ragionamento non fa una grinza, ma la domanda di Alessandro denota la sua insufficiente preparazione in fatto di social, perché se Alessandro leggesse tutte le invettive che ha lanciato Antonini nel suo profilo X, io mi diverto tantissimo, nel senso che ammiro comunque la coerenza anche di fronte a degli... persona che investe, esatto, ha investito tanto, quindi va rispettata. Allora, Antonini nell'arco Alessandro, tu che ancora devi metterti WhatsApp, per esempio. E non lo metterò mai. Però qua ci sono, condivido. Cioè, gli unici due nel mondo sono loro, ce l'ho ai miei fianchi. L'iMessage. Però Antonini nella sua... Ci sono altri modi per comunicare. Segnali di fumo tantissimi. Ma quelli sono fondamentali. Però molte volte ti aiutano e ti salvano la vita. Il telefonino non sempre funziona nella giungla. Ragioniamo nell'ottica di un presidente che nell'arco dell'ultimo anno e mezzo ha investito per rimodernare lo stadio qualcosa come 15 milioni di euro. Insomma, magari 15 saranno tanti, ma una dozzina di milioni di euro li ha investiti. Ha una squadra. A proposito, ringraziamo anche Paolo Cericola dell'ufficio stampa del Trapani, perché ha svolto un lavoro straordinario e quindi pretende il massimo risultato dagli sforzi che vengono compiuti. Però mi piace di Antonini che, a cospetto di una sua vulcanicità tutta quanta laziale, la prima cosa che ha detto però è: ammetto le mie responsabilità. Cioè,
Sì, è vero, sono un è presidente stato che in deve quel ancora senso. crescere, datemi il tempo. Ed è questo forse il messaggio più intelligente che in questo frullatore che lo ha portato a cambiare 4 tecnici, a rivoluzionare tutta quanta la squadra, a rimetterla nelle mani di un allenatore che ieri ha sbagliato la partita. È inutile. Primo tempo il Catania ha 4 ammoniti, Angelo, ha ragione Gagliano, 4 ammoniti, basta lasciare la stessa squadra i primi 45 minuti probabilmente dire continuiamo a giocare così, siamo sotto di un gol, prima o poi ne cacciano fuori uno, invece no. Però è anche vero, Angelo, che il problema non lo risolve in pochi giorni. No, il Trapani aveva già un problema di base, aveva già un problema di contesto. Il Trapani nell'ultimo periodo non ha mai dato l'impressione di entrare in campo con un'identità, con un contesto funzionale, quindi non aveva, secondo me, le armi e le basi per poter affrontare al meglio il Catania. Però ti trovi di fronte a un problema serio oggi, che è quello di prendersi la responsabilità di esonerare un allenatore al cospetto anche di giocatori che magari non accettavano l'idea di esonerarlo prima. Quindi quelle responsabilità vanno non suddivise, ma dovrebbero in qualche maniera collimare con quella che poi è la decisione una sporca finale. dozzina di giocatori, assolutamente, non è solo la sua parola, ma una sporca dozzina ha già detto che dovrà andare via, non ha usato questi No, ma termini, ecco perché dico che Antonini è stato, secondo me, nonostante la sua vulcanicità, nonostante la sua esuberanza, però ha dato una dimostrazione di grande rispetto, confermando l'allenatore, facendogli fare questa partita, dandogli la possibilità di riscattarsi a lui e ai giocatori. Quindi questo va letta in questa maniera. Poi è chiaro, perdi la partita, ma soprattutto fai una prestazione al di sotto di quelle che sono le aspettative e non hai più... Vedi analogie tra questa stagione del Trapani e quella dell'anno scorso del Catania? Con tutte queste... Io penso che ci sono delle differenze sostanziali. Perché il Trapani all'inizio, parlando prima del Trapani, secondo me aveva una buona squadra. Poteva gestire sicuramente meglio le cose, in tanti ruoli poteva fare meglio, sì, anzi più di una scelta l'ha sbagliata, però ha fatto fatica a ritrovarsi, ma nella rosa era una rosa secondo me di tutto rispetto, non dimentichiamoci Lescano, i Canutei, insomma, tanti giocatori importanti. Il Catania ha vissuto invece elementi diversi, il grandissimo entusiasmo della gente, le grandi aspettative, le grandi promesse, tante cose dal tutto e subito. Il tutto e subito nel calcio ti porta sempre poi a sbagliare. Però si sbaglia tante volte in buona fede, si sbaglia perché si possono sbagliare le scelte. La fortuna è che dovremmo, secondo me, rimarcarla, nonostante tutto, è che oggi c'è comunque una società che potenzialmente può permettersi di sbagliare. Hai visto dei miglioramenti di gestione dall'anno scorso a quest'anno nel Catania? Cioè come compattezza, come meno... Guarda, io ho grande rispetto per queste persone, ho molto rispetto per Grella, mi sembra una persona seria, una persona per bene, ho rispetto per chi oggi lavora all'interno del Catania. Se posso, insomma, così sottolineare qualche altra cosa, lo faccio specificatamente legata al calcio, dove secondo me con Toscano soprattutto oggi la squadra sa quello che deve fare, nonostante un girone d'andata pieno di difficoltà che Sturaro in parte ha sottolineato, ha detto, però era una squadra adattata, una squadra con poche sicurezze rispetto invece alle potenzialità che aveva il Catania. Oggi invece mi sembra una squadra che finalmente abbia molto più materia pensante, quindi la fase difensiva, che assolutamente deve essere assolutamente organizzata, ed è quello che sta dimostrando il Catania, dando un po' più libertà a quello che è la fase offensiva. E non avendo neanche Inglese, questa squadra non solo ha subito pochi gol, ma è riuscita a fare 8 risultati utili consecutivi, ma addirittura a margini di miglioramento proprio anche in fase offensiva veramente notevoli, per cui speriamo che
possa arrivare in fondo. Ci dobbiamo fermare ancora, Giulia resta lì pronta per i messaggi, poi l'ultimo segmento di corner, ci sono i cugini, abbiamo anche cugini. Che c'è? Ancora abbiamo... È finita, l'ultima sosta. Stiamo cominciando. No? Ancora abbiamo tanta roba. Abbiamo tanta roba. Ci fermiamo, fra pochissimo restate con noi. 11 minuti da qui alla fine, dobbiamo fare tantissimo. Intanto i saluti di Angelo Micale a te. Grazie, ricambio con tutto il cuore i saluti di Angelo. Io sono stato oggi pomeriggio con Micale, insieme a Roberta Lunghi, abbiamo fatto un faccia a faccia e volevo salutare... C'è stato di tutto in questo faccia a faccia. Anche Fabio Mazzeo e Nichi Pandolfini, che sono stati gentilissimi nel ricordare anche tu com'eri quando abbiamo iniziato questa grande Angelo Maurizio Micale. Angelo Micale abbiamo commentato un Catania-Roma. Lui era in tribuna stampa con me a commentare la partita, Micale era studio. Alla fine di quella partita si alzarono i tifosi un coro incredibile, un coro per me che fece imbufalire l'Omona. Basta, non lo dovevamo dire questo. Erano 11 minuti. Erano 11 minuti. Allora vorrei andare un attimo dai ragazzi nello studio, quello là verde, quello importante. Dobbiamo chiudere intanto con la rassegna, veloce. No, ma facciamo un solo giornale, solo il Fortino Today. Che titolo Adriano? Adriana? Sono Adriana. Allora non siamo così tinti, picca, ora siamo quinti. A Sacomera senza infortuni frequenti e altri 1000 impedimenti. E continuiamo con l'editoriale del direttore Lattuca. Ma su si chiama anche un dopettore di ditacchio, si rompe un chiovo o un mattello? Questo è difficile. Non lo sappiamo. Andiamo allora con la Liscia Top 10, quindi i posti importanti. Cominciamo al 9° posto. Dal catanista redazione c'è proprio Maurizio Pellegrino. Ma di averlo visto da qualche parte. Sì. No, grazie a Benedetto Mancini. Alessandro Brischetta ci è strano non accettare un progetto lungimirante come quello di Mancini. È vero. E poi abbiamo Alfonso Graceffa che commenta: a chi stu Mangua Compass ci fa prestiti? È probabile. All'8° posto. Continuiamo con nella pagina Catania FC, abbiamo il raddoppio dei rossazzurri grazie a Gabriel Lunetta e abbiamo un Roberto D'Antone che commenta: bello pallunetta, è gioco di parole. Ragazzi, vi chiedo di essere molto veloci, velocissimi. Al 7° posto dalla pagina Catania FC, Road to Trapani Catania, Roberto D'Antone, Road to Trapani, e ci commenta anche il signor Gio, direttore sì meglio di Nalivum da Pizzetta, il tuo sorriso mi illumina d'immenso. Guarda, facciamo così, visto che c'è poco, passiamo direttamente al 3° posto, saltiamo a pie pari. Abbiamo dalla pagina Catania FC, cioè il full time, Sabino Cassese ci fa vedere la prossima coreografia in casa per Montalto. Esattamente. Qui. Indica dove segnare. Carina. Sì. Giuseppe Zizzo però, e questo lo volevo dire, commenta: a me piace immaginare così Montalto, marcatore del gol della promozione. Ce lo auguriamo. Noi ce lo auguriamo. Sì. E continuiamo col 2° posto, con la pagina Catania FC abbiamo una foto del presidente Rosario Pelligra col presidente del Trapani Valerio Antonini. E Michele Magri? Abbiamo Michele Magri che commenta direttamente dalla Milano Fashion Week. Esatto. Risponde d'amico Vito, ma è un cappotto quello d'Antonino o una tovaglia tavola? Non si sa. Enrico Sapienza, Antonino si è scordato di Loari la camisa notte. Ma dai, poi abbiamo Agatino Napoli, Q30 gradi, perdonate la pronuncia, Q30 gradi con cappotto, ma lo so. Magma Rossazzurri dice: ma gli hai rubato le giacche dell'anno scorso a Saro e ci dice un cappotto? Può essere. Conclude Salvatore Sciuto: Saro, buttoni la giacca ti sta scoppiando. In effetti è molto... Un po' di dieta, non Chiudiamo con il 1° posto, se la regia lo manda dalla pagina Forza Catania, il video che vince. Ce lo vediamolo. Io rimango così tutto il tempo. Questa era la reazione di noi tifosi al Grazie. Allora, andiamo da Giulia perché dobbiamo fare che cosa? Le pagelle le vediamo velocemente. Prima vediamo una grafica riepilogativa di quelli che sono stati i derby di questa stagione. Da Giulia, ma prima vediamo la grafica. Perché poi ci saranno altre grafiche con Giulia. E quindi vediamo la seconda grafica che abbiamo preparato con la regia, quella relativa alla classifica dei derby di questa stagione.
Vediamo un attimo, se- la vediamo fra un poco, Sì. perché adesso torniamo da Giulia, vediamo qualche messaggio. Qualche messaggio. Squadra serena e mentalizzata, mi sembra. Personalmente vorrei vedere un Raimo in ogni reparto. Ragazzo ordinato e quadrato. Calcisticamente un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere squadra. PS, non sogno Raimo. Scrive... Di Gennaro, Ierardi, Di Tacchio, Sturaro, Guglielmotti, Anastasio, Lunetta, Stoppa Inglese, Jimenez. Quante volte hanno giocato tutti insieme? Mai. Ecco perché il Catania non ha vinto il campionato, ci scrivono. Tutti tranquilli, vedrete che Montalto ci farà vincere i playoff come Costantino ci ha fatto vincere la Coppa Italia. E a proposito... Speriamo, glielo auguro, davvero. Sì, e a proposito di Montalto, ci tenevo a leggere questo messaggio che secondo me è molto carino. Buonasera, sarebbe bellissimo se tutto lo Stato incitasse per incoraggiare Adriano Montalto. Questa è una bella idea. Una bella idea per perché no? Dimmi. possiamo dire- La Sacra Famiglia di Montalto, ovviamente. A proposito di stadio, Famiglia. possiamo dire che oggi è partita la prevendita e già la curva nord era praticamente sold out, quindi viaggiamo verso il tutto esaurito. Sì. 18-20 mila spettatori per Catania Avellino domenica alle Che è l'ultima 19:30. in casa che gioca il Catania. Torniamo alle Quest'anno, grafiche sì, allora sì. adesso. Sì, Vediamo le grafiche. vediamo, eccola qua, Eccola qui. consuntivo dei derby di quest'anno, Catania 10 punti, Trapani 4, Messina 2, quindi Catania che si è ben comportato nei derby quest'anno, vincendo andata e ritorno contro il Trapani, pareggio in casa col Messina e vittoria a Messina. Adesso qualche altra grafica. Chiudiamo con le pagelle. Con le pagelle. Vediamo, anche partendo dalla migliore ovviamente, lo facciamo vedere. Certo. Infatti, come nel lunedì, vediamo chi è stato il migliore della partita che si è disputata appunto ieri. Arriva, eccolo qua. Lo Arriva. vedo già. Ed eccolo, è lui, Francesco Di Tacchio, con voto 7,5. Un professore di tattica e di posizionamento nella zona giusta, un martello nel recupero palla da cui trae slancio per l'innesco della fase offensiva. Da manuale l'assist che ad inizio ripresa manda in gol Lunetta, l'episodio che spegne le speranze del Trapani. A conti fatti, la sua prolungata assenza nel girone di andata si è rivelata devastante. E vediamo anche- adesso il quadro completo. Vediamo anche il quadro completo appunto del campetto e partiamo dal vice allenatore Napoli con voto 7,5, 6,5 per Dini, 7 per Ierardi e 7 anche per Del Fabbro, 6 per Celli, 6,5 per Allegretto che prende il suo posto, 7 per Raimo, 5,5 per Quaini, 6,5 per De Rose che lo sostituisce, 7,5 di Tacchio, 7 Anastasio, 6 per Jimenez, 7 Frisenna che prende il suo posto, 5,5 per Stoppa e 4,5 per Montalto che successivamente lo sostituisce, 7 per Lunetta e 6,5 per De Paoli che prende il posto appunto di quest'ultimo. Solo Patanè, un giudizio tuo? Assolutamente radiografiche. Le pagine di Alessandro, stavolta le condivido assolutamente in pieno. Ho visto altro altrove, meglio non commentare. Meglio non commentare. Abbiamo qualcos'altro da fare vedere. Intanto abbiamo il calendario del Catania, le ultime 3 partite, diciamo così. Vediamo appunto le ultime 3 partite, sempre con l'aiuto della regia. Domenica 6 aprile ore 19:30 Catania Avellino, sabato 12 aprile ore 15 Cavese Catania e sabato 26 aprile ore 16:30 il Potenza incontra il Catania. Che potrà essere probabilmente la partita determinante per stabilire il posizionamento quinto finale. posto e il sesto posto, Maurizio. Sì, potrebbe, ed è importante. Proprio in prospettiva playoff il Catania deve cercare di raggiungere il massimo, più punti possibili, ma la prestazione, la partita di domenica ti può dare quello slancio che in questo momento ti serve, proprio perché vieni da 8 risultati utili consecutivi, perché hai trovato un po' di sicurezza in più, quindi una bella prestazione, una bella vittoria contro l'Avellino potrebbe dare uno slancio importantissimo. Quanto può pesare nell'approccio alla partita, nell'impostazione tattica della partita dal lato Catania il fatto che l'Avellino deve vincere, perché è chiaro che un passo falso rischierebbe di rimettere in gioco il Cerignola. Tatticamente questa è una situazione che il Catania può sfruttare, secondo te? È vero, è un dato di fatto, ma non incide sicuramente nei pensieri né dell'Avellino né del Catania. Sarà una partita giocata con molta attenzione, con molto equilibrio, perché tutte e due le squadre, chi per un motivo o per l'altro ovviamente, ha interessi a vincere, ma non credo che l'Avellino entri in campo perché deve vincere la partita
per forza, a tutti i costi. Questo sarebbe pericoloso, perché ricordiamoci che gioca con il Catania a Catania, quindi è sempre un momento senza difficile. tifosi al seguito. Senza tifosi al seguito. E poi dico, soltanto battere l'Avellino è sempre un enorme piacere. Va bene, andiamo a vedere. Vediamo la scheda dell'Avellino. Ecco, vediamo la scheda dell'Avellino, così chiudiamo e così stasera abbiamo dato. L'Avellino, appunto il prossimo avversario del Catania, con 30 partite giocate, 18 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte, 54 gol fatti e 23 gol subiti. Nel girone di andata Avellino-Catania finisce 2-2. Il rendimento esterno della squadra sono 15 le partite giocate con 7 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, 25 gol fatti e 14 i subiti. I migliori marcatori sono Patierno con 12 gol, Sounas con 8 gol e 5 gol Lescano e Russo. 5 con l'Avellino, Lescano, ovviamente, perché prima questo è un martello da gol. Però l'esclusione di Taranto e Turris gliene ha cancellati un putiferio. È un peccato però. Però li ha fatti. Cioè, è un peccato però, cioè non si possono Però li ha cancellare fatti. i gol che è un Vabbè, giocatore- questo è un discorso se prendiamo questi lunghissimo. discorsi, Anche ci i gol di fermiamo Moro purtroppo non trovano riscontro col Catania, non Sì, trovano riscontro sì, negli sì. almanacchi. Sì, Purtroppo. Sì. Vabbè, dai, ci dobbiamo fermare, siamo arrivati alla fine. Devo ringraziare Maurizio Pellegrini che è stato Grazie a voi, grazie. con noi stasera, un piacere. Quando stato- vuoi, è noi stato siamo mio qui, ti piacere. aspettiamo nel nostro salotto, noi facciamo una Lui è a casa una sua, chiacchierata tra Grazie, tra amici, grazie, sei a grazie. casa. Devo ringraziare Giulia dall'altra parte dello studio, grazie. Se possibile volevo leggere questo Senza messaggio. domande, senza domande. No. Ci scrivono: vi seguo da 40 anni, la produzione di Telecolor è arrivata a un livello da grande network, congratulazioni vivissime. E quindi noi cogliamo l'occasione per ringraziare tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto, siete tantissimi. Grazie. Grazie Giulia, hai messo Italiano l'accento. non lo dirà mai, ma ieri siete stati in quasi 100. Non esageriamo, non Allora, dire queste cose. grazie da parte di tutti e grazie a questa azienda che ci permette di entrare nelle vostre case nonostante sia trascorso un bel po' di tempo. Bene, allora devo ringraziare invece dall'altra parte, perché Dall'altro nello studio capo. quello VIP importante. Si è girata le spalle, No, era pronto a fare più. Grazie, Ciao. ai cugini. Ci vediamo la prossima settimana con Corner. I capelli, ragazzi. I capelli. Grazie ad Alessandro Vagliasini, grazie ad Angelo Patanè, che adesso fra poco risentirete perché assieme a Carlo Breve vi racconterà la partita Trapani-Catania di ieri. Sarà la differita integrale, quello che abbiamo visto in diretta ieri. Ce lo riproporrà. Allora, fatevi del male. No, assolutamente no. Grazie, buonanotte, ci vediamo lunedì con Corner, poi chiaramente le produzioni sportive di Telecolor in settimana con preview venerdì e diretta stadio che torna domenica alle 19. A tutti buonanotte.